È iniziato tutto nel 2001, quando da me venne il neoproprietario della struttura, la ditta Artusio, esibendo i documenti che comprovavano l'avvenuta cessione da parte dei vecchi proprietari dell'immobile, chiedendomi cosa potevano fare lì. Ovviamente il problema era parecchio complesso, tenendo conto del fatto che c'era un palazzo storico, tenendo conto del fatto che c'era un'ampia area a servizi, peraltro mai utilizzata, tenendo conto anche che traspariva chiaramente che la ditta Artusio avrebbe voluto diciamo, dare un'impronta commerciale all'intero intervento. Comunque, dicevo, nel 2001 si è cominciato a ragionare sul serio di recupero del Palazzo del Fucile. Sono stati fatti dei sopralluoghi sempre nel corso di quell'anno o nei primi mesi dell'anno successivo, dei sopralluoghi informali per rendersi conto del stato di fatto della struttura. Si è arrivati a definire di comune accordo una strategia di intervento che prevedeva il recupero dell'edificio storico e prevedeva la concessione al comune di un'area a servizi completamente urbanizzata. È ovvio che il costo di quest'area a servizi completamente urbanizzata, che poi si è tradotto in piazza e parcheggio sotterraneo, andava ben oltre gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione di quel edificio. Per cui noi abbiamo dovuto mettere in campo l'unica moneta che come ente pubblico, come comune avevamo, cioè la ulteriore cubatura, e di lì è venuto fuori il palazzo nuovo all'interno del cortile adiacente alla piazza. In un primo tempo l'orientamento era quello di destinare sia il palazzo storico che il nuovo edificio a uso residenziale, e nel 2003, partendo da questo presupposto, si è resa necessaria una variante strutturale di piano, perché ovviamente la destinazione urbanistica del vecchio piano non avrebbe consentito
la realizzazione di quello che poi di fatto è stato fatto. Abbiamo avviato contatti come comune, abbiamo avviato contatti con la Regione per valutare anche se questa ipotesi fosse percorribile e condivisibile da parte di un organo di controllo come la Regione, e abbiamo constatato che era una via percorribile. A quel punto si sono intensificati diciamo, gli incontri tecnici per cercare di mettere giù una bozza di progetto che fosse poi come dire, inserito in un contesto urbanistico accettabile e in un contesto urbanistico ovviamente sancito dalla variante che si stava predisponendo. A metà 2003 approvammo il progetto preliminare di variante, subito dopo, a garanzia del Comune, ottenemmo dalla ditta Artusio un impegno unilaterale che lo vincolava a mantenere quelli che erano stati gli impegni, perché ovviamente a variante ultimata, a iter di variante ultimata, il valore commerciale del vecchio palazzo e dell'area servizi sarebbe aumentata enormemente, ma noi quella variante la facevamo se arrivava al risultato che noi volevamo, cioè quindi ristrutturazione del palazzo e servizi per il Comune. Quello che noi premeva era questo. Devo dire che non abbiamo incontrato particolari difficoltà nell'ottenere questo impegno unilaterale dalla ditta Artusio, che in tutto l'iter diciamo della variante, degli accordi, della progettazione si è dimostrata assolutamente affidabile e come dire, leale nel mantenere gli impegni presi. A fine 2003 è stata approvata la variante di piano. Devo dire non senza levate di scudi più o meno giustificate di carattere politico nei confronti della scelta fatta. Io non ho mai capito bene perché ci fosse questo tipo di avversione verso un progetto, un intervento che avrebbe solo portato giovamento a Caraglio. È ovvio che questo presupponeva una convergenza di interessi tra privato e pubblico, ma io ritengo che una corretta amministrazione lo dovrebbe proprio ricercare questa convergenza di interessi, e questo è un esempio secondo me eclatante di come si possa amministrare tenendo conto della gamma di interessi che possono girare attorno a un intervento di questo genere, privati e pubblici. E devo dire che mi ha sorpreso non poco il giugno scorso vedere molti di quelli che lanciavano strali infuocati in allora essere in prima fila all'inaugurazione. Si vede che nel frattempo c'è stata una sorta di conversione che li ha portati a questo, come dire, cambio di opinione, mettiamola così per essere molto soft. Detto questo, devo dire che per quanto mi riguarda, ma penso di poter parlare a nome dell'intera amministrazione che ho avuto l'onore di presiedere e di buona parte della cittadinanza caragliese, penso che questo intervento sia stato un notevole intervento per Caraglio. Ci ha permesso di recuperare in maniera encomiabile un palazzo storico che stava cadendo a pezzi. Ci ha permesso di mantenere, poi qui si aprirà un altro capitolo, ma comunque di mantenere in loco
la direzione della Banca di Caraglio ci ha permesso di avere dei servizi in centro a Caraglio, con un parcheggio sotterraneo e una bella piazza, che il comune in autonomia non avrebbe mai potuto realizzare, perché già in allora, quindi si parla di 10 anni fa abbondanti, non c'erano le risorse finanziarie, men che meno alla luce dei fatti ci sarebbero stati negli anni successivi. Quindi questo approccio secondo me è stato vincente, e adesso Caraglio può avere un palazzo che secondo me è veramente bello, recuperato in maniera splendida, una sede anche commerciale della banca che potrà piacere o meno dal punto di vista architettonico, ma che si inquadra a mio avviso in maniera più che soddisfacente nel contesto urbanistico e anche architettonico della zona, un parcheggio sotterraneo utilissimo in centro storico. Successivamente si è verificato un fatto che io definirei un po' una ciliegina sulla torta dell'intero impianto del recupero di quell'area, ed è stato l'interessamento della banca. La banca ha pensato di poter recuperare il palazzo storico per farne la sede centrale, e questo ha facilitato molto, diciamo, l'impianto economico dell'intera operazione, perché è ovvio che alla ditta sarebbe stato più comodo fare prima il palazzo nuovo, realizzare e reinvestire nel palazzo storico. Invece l'intervento della banca ha permesso di invertire un po' l'ordine che era caro all'impresa, diciamo, Artusio, ed si è iniziati con il recupero del palazzo storico. E dicevo ciliegina sulla torta, non a caso, nel senso che la banca ha permesso di recuperare il palazzo non con una ristrutturazione, quindi con eventuali modifiche strutturali pesanti, semplicemente si è fatto un restauro del palazzo seguendo, direi in maniera quasi letterale, i dettami della soprintendenza, ed è venuto fuori un lavoro veramente eccezionale, cioè, perché io penso che chiunque abbia avuto l'occasione di visitare all'interno del palazzo, non solo all'esterno, si sia reso conto del recupero di pregio che è stato fatto dell'immobile. Di lì poi addirittura la banca ha concepito l'idea della cittadella della banca, cioè affiancare alla sede direzionale, diciamo, dell'istituto di credito anche la sede commerciale di Caraglio, e quindi nel palazzo diciamo di nuova costruzione si è potuto addirittura ridurre la cubatura prevista in un primo tempo. Ovviamente di questa riduzione di cubatura ne ha beneficiato l'intero impianto, soprattutto dal punto di vista architettonico ed ambientale. Un palazzo più ridotto in dimensioni
permette decisamente una miglior visuale del bellissimo palazzo storico ristrutturato. E si è arrivati appunto ai giorni nostri con diciamo l'affiancare ad un palazzo storico questa struttura che è stata preferita ad una struttura diciamo così di ricostruzione architettonica dell'epoca, che in ogni caso sarebbe stato un falso architettonico. Lo staccare nettamente dal punto di vista architettonico forse anche in questo senso è stata una scelta vincente. Ripeto, può piacere o meno, ma esteticamente il nuovo edificio a me personalmente non dispiace, però penso che in un'ottica di inserimento architettonico sia stata anche in questo caso la scelta giusta. Nel complesso è venuto fuori un bell'intervento con soddisfazione di tutti gli attori che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione del medesimo. Comune perché ha avuto i servizi che gli servivano a costo zero, la banca perché ha realizzato una sede diciamo assolutamente di qualità da tutti i punti di vista, e penso anche la stessa ditta Artusio, che non si è trovata nella difficoltà di dover realizzare a tutti i costi in tempi in cui forse realizzare dal punto di vista di vendita di unità immobiliari residenziali poteva creare qualche problema di percorso. E quindi in questo senso penso che la scelta di chiamare la piazza della Cooperazione sia anche stata azzeccata, perché effettivamente questo intervento si può dire sia stato improntato alla cooperazione, e penso che il giorno dell'inaugurazione sia stato uno dei più bei giorni per Caraglio, della storia di Caraglio degli ultimi tempi. Buonasera a tutti, siete in tantissimi, vi ringrazio di essere venuti così numerosi, e prima di cominciare con le cose diciamo felici, purtroppo vorrei fare le condoglianze alla famiglia della signora Elena Rossi, proprio nostra vicina di casa. È stata la moglie di un vicepresidente della Banca di Caraglio, che è stato per diversi mandati vicepresidente, il dottor Rossi, e quindi condoglianze vivissime alla sua famiglia, che ha vissuto tra l'altro tutto il disagio del cantiere. Devo stare così. Un'altra condoglianze alla signora Franca Armando Imbeccaria, che è la signora che abitava giusto in fondo al marito della signora Franca Armando Imbeccaria, che abitava in fondo a via Gioberti. Era doveroso, ritengo, è stato proprio un dispiacere che anche loro non possono esserci questa sera. Di qui un saluto, cominciamo con i saluti. Quindi saluto tutte le autorità presenti. Sono veramente tante e non so dove sono e quante sono, comunque per tutte
Un grande saluto da parte mia e di tutto il Consiglio di amministrazione. Saluto tutti i soci presenti, soci e clienti, saluto tutti i caragliesi presenti, saluto il mio CDA, il mio Consiglio di amministrazione, a partire dal vicepresidente Luciano Busso, sono tutti qui alla mia destra, Luciano Busso, Guido Rinaudo, Oscar Benessia, presidente del comitato esecutivo, Emanuela Bertone, vicepresidente del comitato esecutivo, Pierangelo Silvestro, consigliere, amministratore indipendente, supplente, mentre Guido Renato è l'amministratore indipendente, Armando Enrico, Aymar Roberto, Arnaldo Alex, io ne ho dimenticati qualcuno, Tiziana Streri e Colombo Graziano, che stasera non so se dovrebbe arrivare perché era in viaggio da Torino, dove era. Questo è il nostro Consiglio di amministrazione. Ringrazio, saluto, anche se è molto formale perché siamo insieme praticamente da una settimana, il nostro caro direttore generale Giorgio Draperis, il vice direttore Ferruccio Franza e tutti i ragazzi della banca, specialmente quelli di questo palazzo dove ci sono gli uffici centrali, che si sono sobbarcati in questi 2 anni tutto il disagio del cantiere, e in certi giorni è stato anche pesante, che si sono sobbarcati questa settimana estenuante perché è stata lunga. Quando hai finito di preparare non sembra, come si dice in piemontese, ma in realtà è stata complicato. Poi saluto ancora il vecchio, fra virgolette, collegio sindacale, perché è scaduto ieri, quindi il vecchio collegio sindacale era composto dal dottor Beltritti, dal dottor Luca Marani e da Domenico Parola. Domenico Parola, sindaco della banca, sindaco storico caragliese, è stato anche premiato ieri, non si è più ricandidato. Abbiamo un nuovo consiglio, un collegio sindacale che è sempre composto dal dottor Beltritti, un altro giovanissimo caragliese, Davide Luciano, e un buschese, Danilo Rotolone. Quindi saluto tutti loro. Saluto ancora i presidenti, qui abbiamo il presidente di Caraglio, Nadia Dalmasso, del comitato locale di Caraglio, e tutti gli altri presidenti e tutti i membri dei comitati locali che sono sul territorio e ci aiutano tantissimo a conoscere e a tenere i rapporti col territorio, con le persone del territorio. Quindi penso di avere salutato quasi tutti, perché qualcuno non avrò salutato. In attesa di aspettare Don Gianni, che appunto è impegnato col rosario fino verso le 8:30, e prima di cominciare con il lungo elenco di ringraziamenti per i lavoranti, per quelli che hanno costruito, progettato, eccetera eccetera, passerei la parola al signor sindaco Giorgio come di rito. Io naturalmente mi unisco in primis a tutti i saluti che ha fatto il Presidente. Non voglio ripeterli perché sennò non andiamo più a casa. Mi sono preparato 2 righe perché la giornata è importante. Che bella giornata per Caraglio, perché oggi è veramente una bella giornata. Le 2 istituzioni più importanti della nostra comunità, il comune e la banca, oggi qui insieme vogliono festeggiare la nascita da un lato della banca e dall'altro di una nuova piazza. Vorrei proprio sottolineare il valore delle istituzioni, al di là dei meriti dei singoli. Oggi chi vince è Caraglio e con Caraglio le sue istituzioni, il Comune e la Banca di Caraglio. Ci siamo noi qua come rappresentanti di questi 2 enti, ma con me oggi, prima ancora che i tanti amministratori che hanno voluto questa piazza e il parcheggio sotterraneo,
Ci sono i tantissimi caragliesi che hanno sostenuto, non senza difficoltà, questo progetto. E con te, carissimo Presidente, carissimo Livio, ci sono sicuramente le diverse amministrazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, ma soprattutto i tantissimi soci della banca, anche in questo caso non con poche difficoltà. E proprio anche ripensando un po' alla storia di questi 10 anni che ci hanno portato a questo risultato, con le discussioni, le differenze di opinioni che ci sono state, quando queste non sono distruttive non devono neanche essere vissute proprio male, perché tutte queste parole che si sono fatte hanno contribuito, ho pensato di dire, a creare questa armonia che ha questa piazza, che viviamo in questo momento, in questo luogo. È bello da un lato vedere la sede della banca, storica, ristrutturata, e il nuovo edificio moderno, funzionale alle esigenze del futuro. Creano armonia, mi sembra che creino armonia. Ed è altrettanto bello vedere vicino a questi edifici la piazza, simbolo ed elemento essenziale del popolo, che come punto di ritrovo, come punto di appartenenza ad una comunità. E con la piazza è anche bello vedere il parcheggio sotterraneo moderno, che è l'esigenza moderna di avere nuovi spazi. Anche questo, secondo me, è armonia. E quindi, proprio per questo, è una bella giornata per Caraglio. Quindi non siamo noi, non sono io, non è il Presidente che ha vinto questa sfida, ma sono le istituzioni della nostra comunità. Ieri abbiamo, come socio, visto che sono anche socio, abbiamo approvato il bilancio della BCC. Allegato al bilancio c'è sempre il bilancio di missione, che avete voluto intitolarlo 1892-2012, ieri, oggi e domani. La lungimiranza di 14 caragliesi, guidati da Don Felice Ramazzina, ci ha portati fino qui oggi. E voi sul bilancio di missione avete proprio scritto questo: nasceva una banca di credito cooperativo rurale, voluta e sostenuta da una visione di solidarietà. Sono passati 120 anni e quella visione ancora esiste nei confronti della nostra comunità, nei confronti dei nostri territori. Infatti oggi quella visione ha preso corpo con questa opera che rimarrà anche per il futuro. Ma permettetemi questo passaggio anche: la visione di solidarietà nell'attuale contesto economico non può essere solo di opere, anche armoniose, come abbiamo detto prima, come questa. E oggi avrete letto tutti, ieri il Papa ci ha fatto un monito, ha lasciato un monito tutti, sul quale credo anche opportuno riflettere. È un monito alla politica: abbiamo salvato le banche e non salviamo la gente che muore di fame. E questo è inquietante a pensarci, e troppo spesso non ci pensiamo. E qui nasce la sfida per il futuro. Da questo monito deve nascere la sfida per il futuro. Oggi non possiamo non pensare a chi perde il posto di lavoro, non possiamo non pensare alle troppe famiglie in difficoltà, non possiamo non pensare a creare speranza per i giovani,
per un futuro. E credetemi, non possiamo non ricordarlo, perché questo è troppo facile dimenticarlo. Lo dico prima di tutto agli amministratori, e sono tanti gli amministratori del comune e gli amministratori della banca. E credo però che quella visione di solidarietà, la visione della banca per 120 anni è stata questa. E la missione del comune per sua natura è questa. Allora ecco che il nome di questa piazza, che su suggerimento del Consiglio di amministrazione della banca abbiamo voluto chiamarla Piazza della Cooperazione, vuole proprio darci un preciso segnale per il futuro, e che la visione che la banca e il comune sarà quella per tutti i soci e per tutto il popolo caragliese, quella visione di solidarietà e di cooperazione che dicevamo prima. Grazie di cuore. Grazie signor Sindaco. Mi ha emozionato, nel senso che in un attimo ti vengono in testa tante di quelle riflessioni, e quindi voglio, prima di essere molto sintetico a spiegarvi poi di cosa si tratta, quello che vedrete, volevo proprio, e prima di fare qualsiasi altro tipo di ringraziamento, partire un po' da lontano, partire dal 2002-2003, lontano per modo di dire, ben più vicino dei 120 anni. A partire da quella data la banca, l'allora presidente Gianfranco Donadio, mi auguro che sia anche presente, passando poi per la mia presidenza, passando poi per quella del geometra Barale e tornando alla mia, penso che tutti insieme abbiamo fortemente voluto quello che vedete, ma l'abbiamo voluto poi in sostanza per Caraglio. Questo è il concetto. Il concetto di cooperazione, di solidarietà è proprio quella grande forza che fa superare forse qualcosa che poi possiamo definire magari bazzeccole, qualcosa che riguardano noi stessi e non la comunità. Quindi diciamo pure che questa è la banca di Caraglio, la banca della comunità di Caraglio, forse è la parola più giusta, oltre che vuole essere la banca di tante comunità, in tutti quei posti dove si è radicata, dove l'albero è cresciuto, dove le radici si sono, diciamo, insinuate. Abbiamo sempre pensato che crescere vuol dire non colonizzare altri territori, ma entrare, arrivarci, no? Piantarci l'albero e farlo crescere. Solo così ha un senso. Abbiamo visto che la storia ci insegna che tutto quello che voleva essere diverso da questo ha fallito alla grande. E quindi questo è il discorso filosofico che è vero, che mi è venuto in mente sentendo le parole del sindaco. Quindi a partire da quell'anno 2003-2004 ringrazio l'allora Consiglio di amministrazione, il presidente Donadio. Mi ricordo il giorno che abbiamo pensato la facciamo questa cosa, il palazzo era, chi se lo ricorda, sappiamo com'era, ecco, ed erano solo 6 anni fa o 7. In 18 mesi abbiamo ristrutturato il palazzo storico, poi abbiamo cercato di pensare alla piazza cambiando la faccia a quel vecchio progetto, pensando che c'era bisogno di una piazza per la comunità, pensando che dovevamo risolvere un problema per Caraglio con tutti i problemi di parcheggio che ci sono in un centro storico. Sono saltati fuori in totale 108 posti macchina, vuol dire liberare il centro da dove siamo noi praticamente fino al comune, alla Fontana delle Tre Grazie, e quindi non è cosa da poco. Il parcheggio è solo un piano, quindi facilmente accessibile, e questa è la piazza, la vedete, è quella anche studiata e pensata in sinergia, ha tantissime attività anche un po' particolari, non è un piazzale, è una piazza. Lì si potranno fare eventi culturali, ci potranno fare piccoli mercatini mirati, ma soprattutto i ragazzi si potranno sedere sugli scalini e parlare, e questo penso sia la cosa più importante. Quindi bando a questo, rendo anche un po' in merito nell'architettura, pensando di farmi portavoce anche da chi ha progettato, che poi ringrazierò e descriverò.
Cioè noi non abbiamo voluto questa architettura perché pensiamo che ogni momento della nostra storia deve avere un rispetto verso il futuro e verso il passato. Ho sempre pensato che voler imitare qualcosa in un contesto sia assolutamente sbagliato. Ho sempre pensato che vicino a un edificio come questo ci deve essere un segno del nostro millennio, altrimenti dov'è l'evoluzione? Dov'è l'evoluzione intensa nel senso buono della cultura? Cioè ogni secolo, ogni momento deve lasciare, no, il testimone. Quindi, naturalmente è un senso di rispetto questo, non è un segno di prevaricazione, di profondo rispetto per quello che è stato. Quindi la filosofia del progetto è stata questa: evidenziare una facciata del Palazzo del Fucile che prima non aveva storia, cioè ce l'aveva la storia, ma dico non aveva storia visiva, non aveva... E adesso penso che abbia un significato preponderante quasi, lo vedete poi quando sarà illuminata nel notturno, anche questa facciata dello storico, e si confronterà in modo giusto, rispettoso verso il nuovo fabbricato che invece è contemporaneo. Mi fermo lì e passo a questo punto a ringraziare. Prima ho cominciato a ringraziare, poi mi sono perso. Quando abbiamo pensato all'ora 2 e 3 c'era il sindaco Belesio, allora, che vedo qui davanti, che ringrazio profondamente insieme a tutto il loro consiglio di amministrazione, e questo è proprio stato il segno di una comunità dove tutti i componenti, tutte le amministrazioni successive passate, sia nel comune che nella banca, hanno sentito e hanno in qualche modo, in mezzo a mille difficoltà, avevamo la sovrintendenza dei monumenti, siamo andati a Torino diverse volte, non è stato così facile, ma c'era stata questa voglia comune e il risultato lo vedrete stasera. Grazie a tutti, veramente. Ecco, adesso finiti i discorsi generali, aspettando Don Gianni che appunto, come vi ha detto, era impegnato e quindi arriverà fra ben poco, passo ai ringraziamenti veri, quelli semplici, quelli che ringrazi quando hai avuto un favore, dici grazie. Io lo dico proprio così, perché ho trovato della gente stupenda, come normalmente si trova su tanti nostri cantieri, parliamoci chiaro. Allora, comincio dall'inizio. Se qualcuno è dimenticato, salti su e dica i sun comì. E allora perché siete così in tanti? Partiamo dai progettisti. Il progetto appunto è stato pensato e redatto dallo Studio Quadra. Voglio ricordare i 3 componenti che l'hanno vissuto, loro sono tanti, ma i 3 che l'hanno, l'hanno visto crescere, l'hanno seguito, l'hanno pensato, che sono Roby Operti, Andrea Grottaroli e Giorgia Angonova, e poi tutti gli altri in studio. Farei un applauso. Poi andiamo avanti, sto seguendo la linea, diciamo, dall'idea al progetto alla costruzione, cerco di seguire quelli magari così dimentico meno. L'ingegnere Lorenzelli, che ha progettato le opere in cemento armato e acciaio, l'architetto Carlo Brignone, che ha seguito la parte dell'urbanistica e tutte le pratiche edilizie, Fabrizio Rovere, che è il tecnico che ha progettato e eseguito gli impianti tecnologici, riscaldamento, condizionamento, eccetera, eccetera, Marco Audisio, che invece ha progettato e eseguito la parte elettrica, e in ultimo Artes Lorella Lion, che è intervenuta nei ritocchi ai restauri di cui abbiamo approfittato adesso sull'altra facciata storica e su piccolissime parti del palazzo. E se non ho dimenticato nessuno avrei concluso con, diciamo, i progettisti. I costruttori, un grazie enorme all'impresa Artugio Costruzioni, il papà geometra Artugio, l'architetto Roberto Artugio, che è anche direttore dei lavori, per la grandissima disponibilità ed efficienza, devo dire. E poi un grazie tutto mio particolare, questo proprio voglio, al geometra Valerio Silvestro, direttore di cantiere, veramente, sempre presente. Grazie Valerio, è stato preziosissimo. E poi partiamo con il lungo elenco di tutti gli artigiani e varie ditte subappaltatrici, in ordine di intervento, cioè diciamo nella crescita della costruzione, l'impresa Tomattis, conterranea, con sede in Caraglio, poi l'impresa Bersezio Michelangelo, l'impresa Beltramo Graziano, Cavallo Igor,
la S-Fer, Cozza Gaetano, la ditta Alpi Pav, Roro Alfio, Alto Caragliese, Caraglio Asfalti, Tecnoterm di Rosso, Martina, Chiapello, i fratelli Marazzi eccezionali, lo potete giudicare stasera quando vedete poi l'illuminazione della piazza. Dunque, dove siamo? Costamagna Intonici, Alessandria Serramenti, lo cito, questo non volevo citare perché i serramentisti ci fanno sempre disperare, sempre. Europietre, Rosi Marmi, Bailo, Menardi Oscar, e poi qui passiamo al blocco dei fratelli Armando, che sono quelli che hanno fatto tutti i pavimenti. Marco Mollo li ha forniti, e poi la Mollo Armando ha fatto, come vedete, fate attenzione al pavimento d'ingresso di legno, Mollo Armando, pavimenti in legno. Martini Paolo, Studio Luce di Mondovì per l'illuminazione diciamo della parte esterna posteriore. Ferione Tecnoluce Dronero, che ha fornito tutti i corpi illuminanti del palazzo. Palma Flavio, Celtec, un lavoro eccezionale, vedrete i video, il cablaggio e tutto il resto. Genesi, la parte diciamo dell'audio. Ravarino Vivai, Eros Pubblicità. Ecco, apro una parentesi, fate attenzione a questo, io lo chiamo totem, in realtà si è pensato di fare diciamo questo rivestimento al blocco sensore in uscita per dare diciamo un senso e un segno e una comunicazione di quello che è la storia del Palazzo del Fucile, cioè Palazzo Marchetti, detto comunemente Palazzo Farfacile. Abbiamo sintetizzato la sua storia. Dunque, ero arrivato idrotermica Allegri, e infine l'ho lasciato per ultimo, ma l'ho lasciato per ultimo solo perché è stata l'ultima a lavorare, l'ultima che venerdì notte sotto la pioggia andava ancora a montare i pannelli di cui vi ho parlato prima. E la statua di Gazzera C, quella che poi ha arredato tutto il palazzo. Beh, la status è un'altra di quei, vale per tutti, ma la statua un ringraziamento particolare nelle persone di Renato Gazzera e Paolo Musio. Un applauso. Perché? Perché parte la questione diciamo dell'arredamento che vedete, ma ogni particolare, anche quello che abbiamo disegnato noi così alla buona, abbiamo disegnato, cioè basta uno schizzo per avere l'oggetto, basta una telefonata per avere un'ora, che sia alle 11 di sera o alle 5 del mattino, ci sono. Gli abbiamo fatto fare praticamente tutto, compreso il trasporto disabili da questo piano al piano sotto, quindi con affetto veramente un grazie grande. Poi passerei ancora a salutare il preside, tutto, chiedo scusa, dell'Istituto Alberghiero di Dronero, tutto il corpo insegnanti, perché vedete i ragazzi appunto dell'Istituto Alberghiero di Dronero che questa sera si sono prestati ad aiutarci, e Piero Milano del Ventaglio che ci farà mangiare qualcosa, me lo auguro, no? Dopo. E un ultimo ringraziamento veramente va a tutti i vicini di casa, via Gioberti e le parti dietro, che per un paio d'anni o anche di più, forse quasi 3, si sono subiti tutti i disagi di un cantiere, non da poco, e quindi non abbiamo, insomma, c'è stata un'ottima collaborazione sempre, grazie, non so i nomi di tutti, ma ringrazio veramente tutti. Direi che abbiamo quasi finito, il sindaco vuole ancora dire qualcosa, passo la parola al sindaco. Grazie a tutti. Vorrei solo aggiungere i ringraziamenti, visto che non l'ha fatto lui. Vorrei solo ringraziare i 2 tecnici comunali, il geometra Ferione e il geometra Bruno Pellegrino, che hanno, è anche giusto che lo faccia io, che hanno seguito la parte urbanistica e poi i lavori relativi alla piazza, naturalmente in coordinamento con l'impresa Arturio e con la banca eccetera, perché meritano anche loro, che hanno sicuramente, ci siamo sempre resi doppiamente disponibili
rispetto ad altri forse, proprio perché era la banca. Questo va detto, quindi chiederei anche un applauso a loro. Grazie. No, stasera non puoi dire diverso, va bene così. Chiedo scusa, no. Mi associo, anzi ringrazio il sindaco perché veramente abbiamo avuto una grande collaborazione, abbiamo avuto sempre, diciamo, anzi ci hanno incentivato a fare il massimo, siamo perfetti, abbiamo persino l'abitabilità, quindi ringrazio. Dunque, solo una cosa in attesa ancora appunto di Don Gianni, no? Vi spiego un attimo come succederà. Taglieremo il nastro. Poi noi abbiamo proposto, c'è un percorso da seguire che se lo seguite attentamente vi farà visitare in poco tempo sia il Palazzo Nuovo che il Palazzo Storico. Abbiamo fatto tutto un percorso anche cercando di rispettare tutti dei flussi di sicurezza che avessero un senso, quindi seguite tranquillamente, avrete sia delle indicazioni grafiche che dei nostri ragazzi che vi insegneranno dove andare. Quindi vi fate il giro e poi c'è un rinfresco per tutti, speriamo diciamo che il tempo ormai è più che sicuro e quindi appena tagliato il nastro vi do il via. Grazie. Don Gianni è arrivato e comunque ve lo do lo stesso a questo punto, no? Tutto quello che vedesse più o meno è costato esattamente 6.900.000 euro che comprendono la piazza che è costata circa 1,5 milioni, 1,4 milioni. Quella poi, ma piazza e parcheggio diciamo donati alla comunità, e questa è la spesa diciamo edile, e poi c'è tutta una serie di spese di allestimento che la sapremo fra un po' perché siamo in itinere, quindi ecco Don Gianni, benvenuto. Di solito sei il primo, stavolta volevo solo a nome di tutto il Consiglio di amministrazione ringraziare Caraglio perché è una città che si merita quest'opera e ringraziare molto il nostro Presidente Tomatis perché ha dato l'anima, il cuore e la passione per questa realizzazione. Grazie di cuore. questo non me l'aspettavo, grazie mille. Grazie, allora passo la parola, grazie mille Guido, è a tutti voi, passo la parola a Don Gianni. Noi ci siamo portati avanti col lavoro perché altrimenti si raffredda la pasta. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio che ha chiamato l'uomo a cooperare alla sua creazione sia con tutti voi. Mediante il lavoro delle mani, le invenzioni della tecnica, l'uomo collabora con il Creatore perché la terra diventi una dimora più degna e sicura. Chi si applica a perfezionare l'opera della creazione mira alla promozione della società e obbedisce al comando di Cristo di prodigarsi al servizio dei fratelli. Anche per questo impegno benediciamo e lodiamo Dio, luce vera e fonte di ogni dono. Mi è venuto in mente di rileggere quel brano di Vangelo che già avevo letto all'inaugurazione del Palazzo del Fucile, ma il Presidente forse si ricorda cosa avevo letto. Quando era? Mi ricordo il giorno, adesso non esageriamo. Ecco, dimmi il giorno allora. In sabato. Avevo letto la parabola dei talenti, dei soldi. Sì, ricordo anche perché è una delle parabole, diciamo, più significative, quelle che mi sono entrate qui, e non solo a me. No, guardavo il mio direttore generale perché l'altro giorno su questa parabola ha fatto una predica anche lui, credimi, quindi dovrai essere bravissimo perché altrimenti non ci... Allora, avanzo già la mia predica, quindi... Una cosa che mi viene bene da ricordare non è tutta la predica questa.
trovato il testo della parabola, leggo solo un breve tratto. Un uomo doveva fare un lungo viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi soldi. A uno consegnò 500 monete d'oro, a un altro 200, a un altro 100, a ciascuno secondo le sue capacità. Poi partì. Dopo molto tempo il padrone tornò a casa, cominciò a fare i conti con i suoi servi. Venne il primo che ne porta altri 500, il secondo altri 200. Il terzo dice: io sapevo che sei un uomo duro, che raccogli anche dove non hai seminato, che fai vendemmie anche dove non hai coltivato. Ho avuto paura, allora sono andato a nascondere i tuoi soldi sottoterra. Ecco, te li restituisco. Il padrone gli rispose: servo cattivo e fannullone, dunque sapevi che io raccolgo dove non ho seminato, faccio vendemmio dove non ho coltivato. Questo non è propaganda. Perciò dovevi almeno mettere in banca i tuoi soldi e io al ritorno li avrei avuti indietro con l'interesse. Forse erano altre banche allora che davano interessi un po' più alti, non so, comunque il riferimento è... Mi permetto ancora un altro punto, mi sembra significativo. Ho ripreso dallo statuto della Cassa Rurale l'anno 1892, quindi 121 anni fa. 17 settembre. Comparvero davanti al notaio il molto reverendo sacerdote Ramazzina Silvio Felice, nato e residente a Caraglio, vicario foraneo, quindi c'era già un parroco allora. È lui che ha fondato la Cassa Rurale. Seguono altri 14 nomi, tra cui Garindi Cocconato Conte Edwin, Galeani Dagliano Conte Giuseppe, Moschetti Cavaliera Avvocato Luigi e altre persone. È costituita una società cooperativa in nome collettivo con la denominazione di Cassa Rurale di Prestiti con sede in Caraglio. Articolo 2, vale anche per oggi. Essa ha per scopo di largire il credito ai soci per migliorare la loro condizione economica e morale, fornendo loro il denaro a ciò necessario e nei modi determinati dal presente statuto, favorendo il risparmio, accettando in deposito dei soci denaro di interesse. Articolo 4. Appartenere alla società possono soltanto persone giuridicamente capaci che offrano la garanzia dell'onestà e della moralità individuale, che sappiano scrivere il loro nome e cognome, valeva per allora. Articolo 28. La società si studierà di dar vita alle istituzioni atte a migliorare nel rapporto morale e materiale le condizioni degli abitanti nel comune di Caraglio. Articolo 29. Spetta all'Assemblea Generale di erogare i frutti per intenti di comune utilità. Richiamato un pochino questo, penso che rispecchia l'impegno, la presenza oggi. Termino la preghiera con questa invocazione. Diciamo insieme: conferma, o Dio, l'opera delle nostre mani, conferma, o Dio, l'opera delle nostre mani. Dio eterno, che hai fatto buone tutte le cose e hai posto l'uomo al centro dell'universo, fa che usiamo saggiamente delle risorse della natura per la tua gloria e per il bene dell'umanità. Preghiamo: conferma, o Dio, l'opera delle nostre mani. Tu che ci doni la luce e la forza del tuo spirito, fa che mediante i mezzi tecnici, l'impegno del servizio, compiamo opera di giustizia, di solidarietà fraterna. Preghiamo: conferma, o Dio, l'opera delle nostre mani. Tu che conosci il nostro cuore,
fa che una coscienza retta illumini e guidi il nostro impegno. Preghiamo, conferma, o Dio, l'opera delle nostre mani. Tu che sei Padre di tutti, fa che uomini e donne oppressi da ingiustizie e discriminazioni possano accedere ai diritti e ai beni comuni. Preghiamo, conferma, o Dio, l'opera delle nostre mani. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, manda dal cielo il tuo angelo che visiti, conforti, difenda, illumini e protegga questa casa e quanti vi lavorano. Da salute, pace e prosperità, custodissi tutti nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. Consegno anche l'immagine ricordo di questa benedizione, l'immagine che do anche alle famiglie per la benedizione. Quest'anno abbiamo riportato una pittura della nostra Chiesa che rappresenta la Trinità, l'anno della fede. Credo in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Mi viene in mente una battuta, un detto pieno di sapienza, penso che aiuti anche questo momento. Chi di voi ricorda Don Ravotti? Tanti lo ricorderanno, famoso per le sue battute, per i suoi detti, e diceva: quando il Dio Trino, cioè il Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, quando il Dio Trino diventa il Dio quattrino, non siamo più a posto. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie infinite, Gianni. È sempre un piacere. Ok. Grazie anche della preghiera che distribuirò e terrò. Ho dimenticato una cosa troppo, importante. Qui stasera da me c'è, tanti amici che ho, all'interno di colleghi di federazione, c'è Sergio Marro, che vorrei qui vicino a me. Sì, il presidente della Cassa Rurale di Boves. Chiedo scusa, no, ci voleva, no. No, tutte le cose, ne dimenticherò altre, No, è un piacere, oltre che un amico dei tempi della scuola, anche se lui è un mero ragioniere, voglio dire, noi siamo tecnici, però grazie, mi hai fatto un enorme piacere, solo questo, volevo solo presentarli a tutti. Adesso tagliamo veramente, Volevo fare un ringraziamento al sindaco Blesio per aver avviato il recupero e il restauro del Palazzo del Fucile in un momento in cui era molto difficile prevedere quello che sarebbe poi venuto fuori. Il paese aveva questo bel monumento che era lì abbandonato da molto tempo, rischiava anche di
crollare e bisognava trovare qualcuno che avesse il coraggio di investire e di prevedere un utilizzo funzionale, un recupero di questo edificio. E questo coraggio l'ha avuto prima di tutto il sindaco Blesio. Ha intuito che c'era la possibilità di un recupero senza lasciare spazio alla speculazione e soprattutto senza rovinare un palazzo storico che rappresentava comunque un fiore all'occhiello per il paese di Caraglio. Ha avuto molte difficoltà il sindaco, io all'epoca ero vice sindaco per cui ho potuto accompagnarlo in queste difficoltà e cercare di sostenerlo, ma devo dire che è riuscito ad affrontarle sempre con molta determinazione e è stato di fatto il principale protagonista del risultato che ne è venuto fuori. Dobbiamo anche ringraziare la banca che ha creduto in questo progetto, è intervenuta e ha intuito che quella poteva essere la sede ideale per lo sviluppo dell'attività bancaria, ma anche e soprattutto per poter mantenere il centro direzionale della Banca di Caraglio nel comune di Caraglio. Un terzo e ultimo ringraziamento lo voglio rivolgere all'impresa Artusio, che anche lei ha avuto del coraggio, perché quando ha acquistato quel palazzo non aveva nessuna garanzia che l'area servizi avrebbe potuto diventare edificabile e dunque ha investito e ha ottenuto un buon risultato, torno a dire, senza speculare. Questo è il modo migliore per poter realizzare un intervento di recupero che torni di utilità al Paese senza che ci sia nessuno che ne abbia approfittato, ma nello stesso tempo che tutti hanno avuto il giusto tornaconto per l'investimento che hanno effettuato in quell'edificio.